Il padre, la madre e il figlio, con le facce sporche di carbone, spingendo le biciclette stanche di portone in portone. Ad ogni faccia diffidente, ad ogni sguardo sufficiente, lo stesso discorso imparato a memoria, la stessa storia. Siamo qui per vendere il calore, per rendere l'inverno meno freddo, per pagare gli studi a Salvatore, da 15 anni all'università. Il padre, la madre, il figlio e il loro stupido girotondo di frasi servili ed inchini per i padroni del mondo. Ad ogni porta chiusa in faccia un dito nero su un altro campanello, altri chilometri sulla via della sognata borghesia. Visti da dietro sono 3 clown, visti davanti sono buffoni, visti da sopra 3 punti neri, visti da dentro sono 3 coglioni. Il padre sembra una pietra sputata fuori da un vulcano, con gli occhi rossi gonfi tristi, sintomo certo di povertà. La madre non ha più forma, è solo un mucchio di stracci spenti, con le scarpe rotte davanti e in testa il sogno della città. E il figlio non è da meno, lo sguardo ebete in fondo agli occhi, la fame cronica nello stomaco e 4 toppe d'arlecchino. L'unica figlia sbarca il lunario con una vita corretta e sana, fuori paese, sotto gli ulivi a giorni alterni, fa la puttana. Certo non è una vita da invidiare questa qua, han già spremuto come un limone tutta la felicità. Non c'è allegria neanche a febbraio sul fuoco delle feste, nel calderone con favelardo che annega tristemente. Poi un giorno la madre e il figlio, già il padre non c'era più, narrarono con lo sguardo più che mai dimesso afflitto che il capo famiglia il giorno prima era impazzito e s'era messo a sbattere i panni sporchi sulla strada, con una luce strana nello sguardo da demente, con ampi gesti da senatore si è rivolto alla gente. Signore e signori, scusate l'ardire, scusate se a voi mi rivolgo da questa cassetta. Con tutto l'impegno non sono riuscito a trovare il pulpito adatto per questa occasione. Signore e signori, la vita di merda di un povero diavolo è fatta soltanto di lunghi silenzi e di 1000 bollette da pagare, l'affitto di casa che scade e ti buttano fuori i colletti, gli armadi, gli stracci e i vestiti bucati. È l'unico grosso problema, trovare qualcuno di fuori che ti dia una mano a portare di sotto la roba pesante. Ma anche avantieri lo zucchero, il pane, la pasta, le fave, i fagioli ha subito un aumento, un piccolo aumento soltanto del 4%. Signore e signori, venite a vedere il circo di uomini e donne che ha fatto il comune. Su, siate gentili, no, non è lontano, non è né a Firenze né a Roma, Berlino o Milano. È qui a 4 passi, un po' fuori paese, la nostra baracca da 36.800 lire al mese. Signore e signori, venite a vedere le pulci ammaestrate, le piattole, i topi, le cimici e l'umidità, in un'unica stanza con bagno seletto, come una credenza cucina trovata per strada, buttata il 31 dicembre di 6 anni fa. È vero, ci stiamo un po' stretti e voi forse direte che manca l'igiene, che vivere tutte che in 4 pressati in un letto è dannoso alla moralità. Ma anche avantieri lo zucchero, il pane, la pasta, le fave, i fagioli ha subito un aumento, un piccolo aumento soltanto del 4%. La diagnosi è stata certa, senza pericolo di sbagliare. L'ha detto il veterinario, è pazzia da poco mangiare. Signora su via non pianga, dove andrà ora starà benone. Al manicomio comunale quasi ogni giorno c'è il minestrone. Signora, ma se l'immagina se suo marito, oddio,
avesse pagato ogni anno le tasse che pago io. Questo sì che è un problema, non le auguro di sicuro, coi tempi che corrono di arricchirsi, glielo giuro. Sa che le dico, invidio sempre la tranquillità di chi trascina la sua vita nella povertà. Su via, non sia ridicola che dice, sa bene che non posso lasciare la mia vita per buttare